Guardate, quando noi parlavamo di un'operazione straordinaria, storica da un punto di vista politico e amministrativo, che era la CAV, questo acronimo impossibile, sapevamo di cosa parlavamo. Gli utili quindi di gestione delle autostrade non vanno a Roma, non vanno all'ANAS, non ritornano all'ANAS per essere investite sulla Salerno-Reggio Calabria, ma rimangono in Veneto. E qui oggi noi abbiamo presentato concretamente, non solo a parole, come siamo usi fare, concretamente dove reinvestiamo questi 240 milioni di utili che derivano dalla gestione di questi pezzi autostradali che sono gestiti dalla CAF. Assolutamente sì, è la storia che continua, non solo sul passante, stiamo completando anche altre piccole cose che riguardano le barriere fonoassorbenti e così via, ma stiamo completando tutta un'altra serie di opere, le opere complementari, più tutto il progetto che abbiamo, che non è solo un progetto di nuova viabilità a livello regionale, che voglio ricordare sono pari a 11 miliardi di euro, quindi non c'è solo passante, c'è pedemontana, c'è terza corsia, c'è il sistema delle tangenziali, c'è Nogara Mare, c'è Grap di Padova, ci sono le autostrade del mare, c'è la Valsugana, c'è la Romea Commerciale, cioè sono 11 miliardi di euro che hanno cambiato e cambieranno il Veneto. Alla fine del 2014-2015 queste opere saranno non solo approvate, ma saranno completate fisicamente, quindi lascio a voi immaginare cosa può succedere, quale sarà la spinta di queste opere per questo bellissimo nostro Veneto. L'ANAS è nazionale, laddove ci sono gli utili cosa fa? Cerca di dividerli lei a livello nazionale. Noi abbiamo capovolto questo concetto, siccome il traffico passa di qua, ci sono dei problemi da un punto di vista di inquinamento, è giusto che gli utili di gestione delle autostrade che qui stanno con il traffico che qui passa rimangano in Veneto, perché dobbiamo lasciarli all'ANA che li investe, credo investe in tutto il territorio nazionale. Il Veneto è il Veneto, per questo è la battaglia storica che abbiamo vinto e credo che si scriverà molto bene e i nostri figli sapranno cosa abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo fatto, perché c'è l'altro concetto che molto spesso sfugge. Vedete, il Veneto, a differenza di altre regioni, penso alla Friuli Venezia Giulia, non ha mai partecipato, non aveva nel proprio pacchetto azionario, nella propria proprietà, partecipazione a società autostradali. Quando fra 40 anni, quando sarà completato, cioè quando sarà chiusa la concessione di tutte le autostrade regionali che sono in corso di progettazione e di realizzazione, il patrimonio farà 40 anni che lasceremo ai nostri figli, non è 0 lire, sono circa 11 miliardi di euro che potranno essere gestiti da chi verrà fra 40 anni con utili per la regione, quindi stiamo investendo anche da questo punto di vista. L'altro giorno il presidente Galan ha detto che nessun assessore in Europa ha costruito quanto Chisso qui in Veneto. Guardate, io ringrazio il presidente Galan di questi elogi che fa. Noi siamo stati una grande squadra, questo sì, e una grande squadra ha prodotto dei risultati che state vedendo tutti.